Bentornati sul canale. Oggi siamo ancora nel Veronese per esplorare delle altre miniere di carbon fossile o lignite. Ci troviamo nel cuore della Val Pantena, Verona, esattamente nel Vaio del Paradiso. Qualche secolo fa quest'area era adibita a bosco e a pascoli. Questo lo dice anche lo stemma comunale di Grezzana. Territorio con cultura agricola e pastorizia, che fu pronto a fare il grande salto verso l'industrializzazione. Il sentiero che stiamo percorrendo un tempo erano strade usate dai minatori, perché questa zona fu area mineraria di lignite e carbone, combustibili fossili per produrre energia per le industrie a riscaldamento. La miniera del Vaio del Paradiso si caratterizzò per una serie continua di mutamenti rapidi e frequenti, preludio a quella della terza rivoluzione industriale, che avrebbe avviato l'Italia verso l'odierno assetto economico e sociale. A ben guardare, il motore in quel mondo, in costante evoluzione, sembrava girare attorno a un'unica questione cruciale: l'utilizzo delle varie forme di energia tradizionali o innovativi che fossero. Nell'età che chiamiamo preindustriali, il solo combustibile era in grado di produrre una quantità di fumo ritenuta accettabile. Era il carbone vegetale, motivo per cui le città europee cominciarono a richiederne per riscaldamento domestico, in misura crescente, preferendolo alla legna. Nello stesso tempo aumentava progressivamente il fabbisogno di combustibile da parte delle attività manifatturiere, la cui capacità produttiva si elevava con tecniche sempre più avanzate ed impianti di grandi dimensioni. La miniera fu attiva per ben 133 anni. A partire nel 1816 iniziarono le prime ricerche dell'oro nero di questi monti. Il Bevilacqua Lazzise accenna alla scoperta del carbon fossile fra strati di calcario compatto bianco e rosso, ma non venne sfruttata subito questa risorsa. Infatti, la prima coltivazione venne sfruttata durante la Prima Guerra Mondiale, tra il 1915 e il 1918, con la ditta Roncari di Verona, con una produzione giornaliera di 200 quintali, combustibile da poter portare al fronte, diventando una tra le più grandi miniere venete. Fu nel 1940 che iniziarono gli scavi sistematici, quando l'Italia entrò in guerra. L'attività mineraria fu intitolata al Duca d'Aosta, viceré d'Etiopia, morto prigioniero in Kenya. Le nuove gallerie scoperte venivano battezzate con il nome di una battaglia africana, ad esempio Bengasi, Tripoli, Ashangi, Adua, Robu e Jarabub. Questa che vediamo è la galleria nuovissima, da cui i minatori entravano per raggiungere i cunicoli ed estrarre il carbon fossile, un carbone povero di calorie ma di grande risorsa per l'economia autarchica. Le gallerie erano arrivate ad estendersi per ben 25.000 metri quadrati. In questa foto si vedono alcuni minatori nella miniera di lignite Duca d'Aosta. Nel 1941 la coltivazione avvenne ad opera della ditta Antonio Rivera di Desenzano, con una produzione giornaliera di 250 quintali. La miniera aveva contribuito a servire in tempo di guerra importanti industrie come i lanifici e le fornaci della zona, ma soprattutto spedire carbone in Lombardia. C'era un detto che veniva usato in tempo di guerra: quando l'uomo piange, la miniera ride, perché c'era grande richiesta di carbone e venivano incrementate le ore di lavoro, che era anche una fonte di guadagno per quegli anni. Molti ragazzi minatori venivano risparmiati dal fronte e rimanevano a lavorare alla miniera. Questi strati che vediamo sono strati di argilla che hanno 140 milioni di anni.
Il carbone non è altro che un accumulo di grandi masse di materia vegetale che per varie ragioni non sono andate incontro al processo di putrefazione. Ma come si forma il carbone? Si forma in zone a clima calde e umide, soggette a periodiche immersioni, come ad esempio le paludi costiere. Se la massa vegetale viene sommersa e ricoperta da sedimenti, l'ossidazione si arresta e la materia organica non imputridisce. Così si accumula materiale disponibile per la formazione del carbone. Questo ciclo si ripete decine di volte. Se il suolo è soggetto a subsilenza, cioè ad un abbassamento lento e continuo, la sostanza vegetale sepolta perde alcuni elementi e si arricchisce di carbonio. L'aumento di pressione degli strati sedimentari sovrastanti trasforma la materia vegetale in torba, combustibile fossile che contiene il 50% di carbonio. Dopo qualche milione di anni, l'aumento della pressione, la torba si trasforma in lignite, che contiene il 70% di carbonio. Con altri milioni di anni si trasforma in lintantrace, percentuale all'80%. Questi strati si sono formati nell'era del Paleozoico, con oltre 300 milioni di anni fa. Ogni strato è un'età, quindi comincia a diventare scura, vuol dire che ci stiamo avvicinando al carbone, alle lignite. Questa fascia nera che vediamo è la vena del carbone, che con tanta fatica i minatori avevano inseguito. La miniera era dotata di acqua corrente, elettricità e moderne attrezzature, con baracche per il deposito del legname, che serviva per i punteggi in galleria. Venivano impiegate anche i bambini nel sottosuolo, nei cunicoli più stretti, e venivano pagati con il pane, e le donne a setecciare il minerale estratto. Anche gli asini entravano in miniera per il traino dei vagoncini. Questi che vediamo sono i resti del povero animali, rimasti qui da un bel po' di anni. Una delle baracche era adibita a cucina e mensa per i minatori. In quel periodo i minatori arrivarono ben a 300. Il Vaio del Paradiso è un luogo di grande bellezza, ma fu un inferno per chi perse la vita nelle gallerie. In paese la miniera veniva chiamata in un modo: lavorare nei busi. Costava molta fatica ed era pericoloso. Gli infortuni erano all'ordine del giorno. Si lavorava in un ambiente malsano. Più si scendeva nelle profondità della terra e l'aria veniva a mancare, le temperature salivano e il livello dell'umidità era altissimo. I minatori erano esposti a rischi di possibili crolli nelle gallerie, come l'incidente del minatore Angelo Pernigo, che nel giugno del 1944, durante delle perforazioni, improvvisamente si staccò una lastra di pietra e il povero uomo rimase sepolto. Però lavorare in miniera, in quegli anni di miseria, era considerato una fortuna. Era un posto fisso garantito. Con la fine della guerra venne meno principale ragione di essere nella miniera. Le industrie veronesi potevano di nuovo trovare sul mercato carbone migliore e più conveniente e usare l'energia elettrica. L'attività cessò definitivamente nel 1949 e la miniera venne abbandonata. Oggi il Vaio è tornato alla natura. Molti animali vivono in queste gallerie, come tassi, cinghiali ed istrici. Sono ambienti che vanno ancora rispettati. Ma un ricordo va a questi minatori, uomini forti che hanno faticato e perso anche la vita in queste miniere. Ed è grazie a loro che hanno fatto e scritto la storia di questo paese. Questo video è giunto al termine.
e noi ci vediamo presto in un'altra avventura.